Il brutale accoltellamento di Marostica avvenuto sabato sera in una sala slot è stato un tentato femminicidio, sventato dalla prontezza di una cliente che ha protetto la vittima. 2 giorni dopo la violenta aggressione subita da una barista 43enne da parte dell'ex marito 45enne, la sala slot di via Montegrappa a Marostica è regolarmente aperta, come succede 7 giorni su 7 in 3 diverse fasce orarie. La relazione tra i due, che da sposati risiedevano a Rosà, era da tempo interrotta. Lui aveva già a proprio carico reati da codice rosso nell'ambito della violenza di genere tentata e attuata proprio verso la coniuge. Lei, sostenuta anche dai servizi sociali del comune, risiedeva altrove dopo la separazione. Ha dovuto difendersi a braccia nude dalla furia dell'uomo che nel corso degli anni ha continuato a minacciarla fino all'aggressione di sabato sera sul suo posto di lavoro, il piccolo bar all'interno della sala slot. Solo un miglioramento delle sue condizioni fisiche e psicologiche le consentiranno di rilasciare la propria testimonianza ai carabinieri che indagano sul fatto. L'aggressore è in carcere a Vicenza in attesa dell'udienza di convalida del fermo. È stata l'ennesima aggressione a colpi di coltello avvenuta nel territorio nelle ultime settimane, una violenza che scuote la comunità. Stiamo vivendo una situazione drammatica in generale, non è una questione di Marostica, non è una questione dell'area bassanese, però insomma, i dati lo dicono, sono sempre in aumento le violenze sulle donne ed è una situazione inaccettabile. Per quanto noi cerchiamo tramite attività, sensibilizzazione, di collaborare con tutti, in realtà la vera risposta deve arrivare dal mondo della giustizia. Le donne non devono aver paura di denunciare, ma devono essere tutelate. E a tutelare la vittima in questo caso, frapponendosi tra lei e l'aggressore, è stata un'altra donna presente nel locale proprio in quei drammatici minuti. Penso che alla nostra concittadina sia da fare veramente un encomio per lo spirito civico, ma al di là di quello anche per proprio il coraggio di mettersi davanti quando tanti hanno avuto paura. Quindi io veramente non so che parole trovare per ringraziarla, ma spererei ci fossero più persone così al mondo.